Un rapporto particolare sembra fosse mantenuto con Alessandria d'Egitto e da quella città un giorno, intorno al 50 d.C., giunse un uomo che cambiò la storia di Aquileia. Già da tempo, ad Antiochia prima e a Roma poi, operava Pietro, futuro capo della Chiesa, e a seguito delle furiose persecuzioni di cui furono vittime ad Alessandria, già molti cristiani si erano rifugiati ad Aquileia. Pietro chiese a Marco, figlio di Maria, colei che ospitò a casa sua l'ultima cena, uomo dotto che conosceva molte lingue, di recarsi ad Aquileia, a quel tempo grande centro dell'impero, città di commerci, di scambi, cosmopolita, abitata da innumerevoli genti, e qui gli diede l'incarico di scrivere il Vangelo secondo la sua versione. Così, un giorno, una piccola nave, mossa da una vela quadrata, giunse dal mare, approdò all'agro aquileiese e da essa discesero una decina di persone, uomini e donne, felici e festanti. Marco l'Evangelista era con loro. Raggiunsero a piedi la città di Aquileia e qui ritrovarono molti loro correligionari fuggiti da Alessandria nei mesi precedenti. Quella sera fecero una grande festa. Già dal giorno successivo si dedicarono alla ricerca di luoghi adatti per poter vivere in comunità e attuando quello che la religione loro consigliava. Scelsero case in periferia, lontane dai rumori e dalla concitazione della città. Coltivarono la terra e si dedicarono alla preghiera, al canto e alla danza. Vivevano in comunità miste, composte da numerose persone che si sfamavano con il frutto del loro lavoro. Ognuno aveva i suoi compiti da svolgere durante tutta la giornata e dalla sera tutti insieme consumavano un pasto comunitario e spesso la giornata si chiudeva con laudi, canti e danze. I canti erano a 2 cori, suddivisi in canto e controcanto, che, uniti alla danza, consentivano alle persone di raggiungere stati di serenità e di ascesi. Di questo si seppe subito in città. Ovunque in quei giorni si parlava ad Aquileia dei terapeuti, chiamati così perché conoscevano erbe e piante e le usavano per sfamarsi, ma anche per curare. Presto molte persone si unirono a loro, cominciarono a frequentare gli incontri e i riti. Erano commercianti, mercanti provenienti da ogni angolo del mondo conosciuto. Donne, uomini, letterati, artigiani, servitori. Molti erano di origine celtica, a cui un rapporto con il divino, che passasse attraverso la festa e il canto, raggiunse subito le più segrete corde del cuore. Per queste persone il sabato divenne importante, tanto che molte nuove bambine che vennero al mondo nei secoli successivi si ritrovarono con questo nome. Pure una santa mai esistita e da lei, Santa Sabina, vennero intitolate ancone votive e piccole chiesette a numerosi incroci di strade. A quel tempo venne istituita ad Aquileia una tradizione che si protrasse poi per molti secoli e consisteva nel benedire l'acqua il giorno dell'Epifania. Questo come chiaro riferimento alla liturgia alessandrina che proprio il 6 di gennaio raccoglieva le acque del Nilo, considerandole benedette e conservandole tutto l'anno per aspergerle su persone e armenti,
ma pure su terreni e appezzamenti che ne avessero bisogno. La comunità cristiana aquileiese crebbe, sviluppò un suo credo e delle modalità di rapporto con il divino tutte proprie, mise le basi per il futuro monachesimo e un giorno Marco comunicò a Pietro di aver concluso la sua versione del Vangelo e da questi fu chiamato a Roma. Obbediente, Marco lo raggiunse facendosi accompagnare da Ermacora, che da Pietro stesso fu nominato primo vescovo di Aquileia, dove lui fece subito ritorno, mentre Marco raggiunse Alessandria e qui, 2 anni dopo, fu martirizzato. Ermacora divenne molto famoso e nel ricordo dei secoli successivi sempre associato al suo diacono Fortunato. Entrambi furono martirizzati nell'anno 70 d.C.